Con Agrigento Capitale della Cultura c'è qualche problema con l'amministrazione comunale, abbiamo visto anche quello che è successo per il consorzio universitario. No, non so se onestamente ci sono problemi, ma la verità è che bisogna regolarizzare la situazione oggi per quanto riguarda Agrigento Capitale della Cultura, a sedersi tutto attorno a un tavolo, cercare di eliminare le criticità se ci sono criticità e cominciare a programmare. Oggi abbiamo portato un titolo importante che è Agrigento Capitale della Cultura e siamo davanti a un bivio: decidere se farlo fallire o decidere di rendere Agrigento grande nella sua dimensione culturale ed economica. Io dalla mia parte politica, da quello che ho fatto, diciamo, il mio modesto contributo è portare anche il titolo ad Agrigento, penso che sia la seconda, cioè quella di rendere grande Agrigento. Oggi è un'opportunità storica, da quando c'è la Repubblica Agrigento non ha mai avuto un premio, un riconoscimento così importante, quindi ci dobbiamo unire tutti e dobbiamo lavorare per il bene della città. Hai avuto l'impressione che c'è stato uno strappo all'interno delle nomine del CUPA? No, non so, almeno da parte mia, da parte anche del sindaco, il quale in questi giorni lo incontrerò, non vedo che c'è stato uno strappo, ci sono delle posizioni politiche, bisogna naturalmente mettersi d'accordo, noi naturalmente cercheremo di fare la nostra parte, vediamo quello che è successo, vediamo naturalmente cosa c'è da fare, quindi su questa domanda non voglio entrare in merito. Si supererà questo scoglio, insomma, c'è lo statuto, qualche problema da parte insomma, in generale? No, sullo statuto sarà il Consiglio Comunale, penso, a decidere quale sia il migliore statuto o naturalmente quali siano le migliori norme attuabili all'interno dello statuto, i vari articoli, ma quello è un fattore tecnico che deve fare il Consiglio Comunale insieme ad altri soci come l'ECUA e il Comune di Lampedusa. Questo non compete a me compete la parte politica, la parte diciamo strutturale e tecnica dipende da altre situazioni. Naturalmente bisogna fare uno statuto che permetta materialmente di avere più agibilità possibile, cioè e che non sia uno statuto ingessato che poi non possa naturalmente lavorare. Si riprenderà dopo la pausa estiva il suo lavoro al Parlamento, con quali priorità? Naturalmente ci siamo lasciati dietro una programmazione, come tutti sappiamo io sto portando avanti l'infrastruttura più importante della nostra provincia che è l'aeroporto, poi naturalmente penseremo anche allo stadio, penseremo anche a fare altre iniziative infrastrutturali perché questa città ha bisogno di infrastrutture e la crescita avviene solo con le infrastrutture e quindi diciamo che da parte mia e per quello che posso dare come contributo a questa città sono a disposizione.